They Simply Design è uno studio di design, appunto, di comunicazione, mentre Rocking Motion è un'associazione di promozione sociale. Sono due forse realtà apparentemente lontane fra loro, ma nel 2023, quando noi di Rocking ci siamo incrociati con Jessica e Andrea di They Simply Design, abbiamo scoperto invece un animo molto vicino. Perché? Perché a far incrociare appunto le nostre strade è stato un desiderio comune, cioè quello di far osservare un tema, quello della maternità, in un modo diverso, più profondo rispetto a quanto si è soliti fare. Mater Fortis, la mostra Mater Fortis, un'idea appunto di Jessica di They Simply Design, voleva raccontare di tante madri coraggiose, mentre noi di Rocking, attraverso il progetto Contesto Mamma, attuare tutta una serie di azioni di sensibilizzazione che andassero a creare, che andassero a contribuire allo sviluppo di un contesto sociale favorevole alle mamme. Diciamo, da questa visione comune, da questa idea comune, si rafforza un po' Mater Fortis noi di Rocking, diciamo, apportiamo il nostro contributo, tra virgolette, sociale e di sensibilizzazione alla parte artistica invece ideata appunto da Jessica. Da questo appunto impegno comune inizia un dialogo tra noi insieme cerchiamo di dar voce alle mamme affinché possano raccontare con uno scatto, con un pensiero libero, cosa significhi per loro la maternità, quindi raccontare sia la luce ma anche gli aspetti invece più difficili, gli aspetti più complessi, più bui, che normalmente non vengono raccontati ma che esistono. Quindi l'obiettivo è quello di raccontare una maternità a 360 gradi senza timori, senza vergogna, perché non c'è nulla di cui aver paura e nulla di cui vergognarsi, è una cosa normale e sentimenti come inadeguatezza, come smarrimento, come senso di colpa è una cosa che in misura maggiore o minore riguarda un po' tutte. Mater Fortis è un'esposizione di racconti fotografici in quanto l'importante è il messaggio che ogni foto vuole comunicare, quindi vorremmo che il visitatore non si soffermasse sul dettaglio artistico della foto, sebbene ci sia il contributo importante di un fotografo, e non vi sveliamo niente, lo scoprirete in mostra. Oltre all'esposizione è stato realizzato anche un catalogo con testimonianze e altre fotografie realizzate dalle mamme.